Euroregioni News. Trieste è una delle prime città ad essere state inserite nel calendario di visite istituzionali del nuovo console generale d'Austria a Milano, Clemens Mantl, che ha incontrato il prefetto, il questore, il governatore regionale, il rettore dell'università e i segretari generali della Camera di Commercio della Venezia Giulia e dell'autorità di sistema portuale. Negli incontri Clemens Mantl è stato accompagnato dal console onorario d'Austria del Friuli Venezia Giulia Sabrina Strolego. Logistica sull'asse mitteleuropeo in un quadro di rafforzamento dei rapporti con l'Austria, la cooperazione tra gli incubatori di start-up, la collaborazione sul versante della ricerca, uno snellimento del collegamento ferroviario Trieste-Venezia alla luce dell'interesse reciproco turistico e degli affari sono stati tra gli argomenti affrontati con il governatore Massimiliano Fedriga. E quelle che possono essere le prospettive di rafforzamento della cooperazione tra Italia, Austria, Friuli Venezia Giulia e Austria in particolare. Sì, io credo che Friuli Venezia Giulia, Austria, ma penso tutto al centro-est Europa possano essere protagonisti dell'Europa del domani. È un'area con particolari tassi di sviluppo che ha grande possibilità di crescita sia dal punto di vista delle imprese che dal punto di vista dei collegamenti logistici che dal punto di vista della ricerca. Su questo proprio sottolineato quanto il Friuli Venezia Giulia proprio su questi temi possa rappresentare un punto di riferimento importante, un hub importante per tutta quest'area geografica europea. Basti pensare al porto di Trieste, a tutti gli interporti che del Friuli Venezia Giulia hanno sede, ma penso anche all'interporto della Carinzia, a quello di Budapest, che possono sicuramente diventare dei nodi di passaggio fondamentale. Dall'altro lato alla ricerca, dove i grandi enti di ricerca presenti in Friuli Venezia Giulia devono tradursi sempre di più in ricerca applicata e quindi impresa. Abbiamo un interlocutore adatto perché è molto sensibile alla cultura e alla scienza. La sua esperienza che mi ha raccontato proveniente dagli Stati Uniti, dove proprio della ricerca era uno dei suoi passaggi fondamentali professionali, è sicuramente importante perché si è reso conto anche dove è successo nella parte più sviluppata dell'IT, ovvero negli Stati Uniti, e quali sono le opportunità che possiamo sfruttare. Nell'incontro in prefettura, il rappresentante del governo Valerio Valenti ha illustrato al console austriaco la situazione sul territorio legata all'immigrazione costante ma sotto controllo. Ottima anche la cooperazione con le polizie austriaca e slovena. Il prefetto ha sottolineato le opportunità legate al rilancio del Porto Vecchio e di ESOF 2020. Argomento ripreso anche nell'incontro con Pierluigi Medeot, segretario generale della Camera di Commercio della Venezia Giulia, dove ha sede il consolato onorario. Incontro improntato sul tema dell'innovazione della scienza, caro al console austriaco e che può trovare buona sponda sugli obiettivi prioritari della Camera di Commercio per la digitalizzazione dell'impresa, l'innovazione e la sostenibilità. Altre occasioni propizie per il rafforzamento della cooperazione sono rappresentate, è stato detto, dall'Associazione tra Camere di Commercio Nuova Alpe Adria, di cui fanno parte anche Carinzia e Stiria, dalla Fiera delle Biotecnologie a Trieste e dalla Fiera Olio Capitale, nonché dall'esperienza di progettualità europea di Aries, azienda partecipata della Camera di Commercio della Venezia Giulia. Come ha risposto la città di Trieste? Ho trovato una città, un territorio molto dinamico, ho trovato molto interesse proprio nell'innovazione con uno sguardo molto concreto e molto dinamico verso il futuro qua a Trieste. E c'è tanto interesse di cooperare, di fare le cose insieme, di fare le cose concrete insieme proprio per il territorio e proprio quella regione che noi viviamo insieme qua. Allora, per il console generale un vantaggio, se vogliamo considerarlo così, perché lo è quello di avere un riferimento a Trieste di strutturale, perché c'è un consolato onorario, circa da 4 anni, è stato riaperto, retto da Sabrina Strolego, che è console onoraria, e quindi dal punto di vista operativo e del dialogo questo significa avere una carta in più. Innanzitutto mi sento onorata che il console generale dopo poche settimane dal suo insediamento abbia scelto Trieste come città, ma questo perché effettivamente vuol dire che avevano avuto una grande percezione delle potenzialità della città, ma non solo della città, della regione. E sono particolarmente sensibile all'argomento dell'innovazione, perché poi è anche il mio campo di interesse come azienda, e
e ho notato questa bellissima previsione, questa bellissima voler fare sinergia tra due paesi così vicini che magari su questo argomento non hanno tanto dialogato, e noi sappiamo che l'unione fa la forza. E c'è chi dice che l'Europa ha due strategie, quella franco-tedesca occidentale e quella mitteleuropea legata ad altri paesi. E qui siamo in una situazione in cui il dialogo forse verrebbe più facile con questo tipo di paesi. Che tipo di opinione si è fatto, anche comunque perché l'Austria si trova in questa situazione, in quest'area geografica? Completamente ragione che noi siamo proprio in centro del Mitteleuropa e noi ci sentiamo come mitteleuropei, e quella zona per noi è importantissima, e anche la cooperazione proprio con i paesi vicini, ma non solo con i paesi vicini ma anche la cooperazione tra i regioni, una cooperazione transfrontaliera tra i regioni in questo Mitteleuropa. Proprio di un interesse di cooperazione verso il futuro, di creare un futuro insieme nella cooperazione tra i due paesi e proprio anche tra le regioni da noi, di creare innovazione, di avere questa potenza. Il Mitteleuropa è proprio questa regione Trieste che ho visto, che possiamo creare un futuro, non dobbiamo aspettare il futuro, ma noi qua possiamo creare, sia con la ricerca, sia con l'innovazione, sia con il commercio, sia con le imprese che lavorano qua, e proprio anche qua ancora il porto che ha un ruolo centrale di legame o di collegare proprio l'Austria e l'Italia e i paesi più a nord. Soprattutto ricerca e innovazione, perché lei ci tiene molto, no, a questo aspetto. Io credo, e ho imparato negli ultimi 4 anni nella mia carriera, che è importantissimo anche nelle relazioni bilaterali di cercare proprio in questa costellazione mondiale di competizione sull'artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, di altre emerging technologies, che qui in Europa noi cooperiamo e creiamo proprio soluzioni insieme. Grazie. Grazie. Euroregione News.